Buongiorno a tutti ragazzi, tra 2 giorni ed esattamente venerdì 30 agosto sarà il giorno della superluna nera, un evento che è raro, affascinante e che coinvolgerà il nostro satellite naturale. Dal punto di vista si tratta di una distanza minima dal nostro pianeta. La luna nuova è la fase in cui la faccia della luna risulta completamente in ombra. Quindi non vedremo nulla, quindi non è che vi pensate che vedrete qualche cosa, perché in realtà non riusciremo a guardare nulla, ragazzi. Infatti la luna sarà invisibile per tutto il giorno. Il motivo è semplicissimo: la luna nuova si verifica quando il satellite, cioè la Terra, si trova in congiunzione con il nostro Sole, posizionato tra la stella e il nostro pianeta, e la faccia che è rivolta verso il pianeta, ragazzi, è in ombra, quindi non vedremo assolutamente nulla. Quindi ragazzi, non provate a guardarla, perché potreste dare un danno alla vista. Quindi è capace che qualche raggio solare possa colpire il vostro occhio e quindi ci sono gravi conseguenze alla vista. Quindi non provate a vedere se riuscite a vedere la luna o il sole, perché sarà completamente invisibile la luna, è come se non ci stesse. Però per puro caso, poi quando il sole incomincerà a spuntare, potreste diciamo avere un danno alla retina dell'occhio, quindi non ci provate proprio. Evitatela sta cosa, ragazzi. Oltre all'invisibile superluna nera, ci sarà un'altra cosa pure nuova, una congiunzione astrale tra la Terra e Venere. Il pianeta famoso dell'amore diventerà visibile come un faro. Prima poco del tramonto sarà in, alla sinistra della Luna. Diciamo che Venere è il terzo oggetto più luminoso, diciamo, del volta celeste, proprio dopo il Sole e la Luna. Quindi lo vedrete, ragazzi, perché anche questa sera sarà, diciamo, il 30, sarà molto luminoso. Quindi anche in questo caso, ragazzi, non date lo sguardo verso il sole, mi raccomando. Quindi evitate, semmai mettete qualche filtro solare, qualcuno buono, però non fate la prova con i raggi X, quelli delle radiografie, non servono a niente, ragazzi. Se volete andate da un ottico e comprate qualcosa appositamente per vedere il sole, quindi evitate di danneggiarvi gli occhi per pochi spiccioli. In effetti non costano tanto, basta trovare un filtro solare da mettere vicino agli occhi, ragazzi, e vedere. E volete vedere la diretta, non è un problema, fatelo pure, però andate da un ottico, anche quegli occhiali usa e getta con filtro solare, lo vedete e poi lo buttate. Quindi ci sono in commercio queste cose, quindi andate sempre da un ottico, non tipo cinese, ragazzi, tanto per portarla brevemente. Quindi il 30 di agosto, ragazzi, ci sarà la superluna nera, che ripeto non sarà visibile, quindi perciò si chiama superluna nera, perché sarà assolutamente invisibile, quindi non la vedrete. In più ci sarà Venere, che sarà molto luminoso, quindi lo vedrete ad occhio nudo. Venere lo potete guardare, ragazzi, evitate il contatto con gli occhi diretti con il sole, solo questo, perché in effetti Venere si vedrà molto bene al tramonto e quindi il sole ci sarà ancora, quindi non guardate vicino al sole. Vabbè, ragazzi, vi auguro una buona giornata, io spero pure io era di riuscire a immortalare la scena. Mo vedo se riesco a trovare qualche filtro pure io da mettere davanti al telefono. Proveremo. Vabbè, ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo più tardi, sempre con un nuovo video e qualche cosa di
sfizioso. Mi raccomando, il 30, occhi al cielo, ma con prudenza, ragazzi. Quindi andate a comprare gli occhialini con il filtro solare, così vedete lo spettacolo e gli occhi non si avrà nessun danno, ragazzi. Ciao a tutti.